La nostra Micaela Faggiani. Andiamo a vedere invece che cosa è avvenuto a Padova, quando anche lì qualche tempo fa si è effettuato uno sgombero, e questo qualcuno lo ha definito quasi un modello dal punto di vista proprio dell'ordine pubblico e della gestione rispetto a quello che è avvenuto a Piazza Indipendenza, per cui abbiamo visto anche le polemiche, e quello che ha detto lo stesso capo della polizia, come ricordava Sansonetti giustamente. Vediamo il caso Padova invece. Questa finestra lì è dove io vivere. Un anno io vivo qui senza corrente, senza luce. Alla fine ha chiuso la casa. Prima di polizia arrivati, loro mi hanno dato un posto. Matthew, Mohammed e Dina sono 3 dei 60 migranti che occupavano dal 2013 abusivamente la Casa dei Diritti Don Gallo a Padova. L'ultimo anno hanno vissuto senza elettricità e senza acqua. Ad aprile lo sgombero della palazzina da parte della questura, senza però l'uso della forza e senza problemi di ordine pubblico. Il segreto? Un accordo e un lavoro preventivo tra le istituzioni pubbliche e private della città, 6 mesi di tirocinio e un alloggio finanziati attraverso un fondo straordinario di solidarietà destinato a soggetti disoccupati. Il lavoro forte che noi abbiamo fatto nel momento in cui è arrivata la segnalazione da parte della prefettura del comune di questa situazione di disagio è di incontrare personalmente tutte le persone che c'erano all'interno della casa per cercare di trovare una risposta personalizzata a quella che era la situazione di ciascuno, quindi sia dal punto di vista dell'alloggio sia dal punto di vista della collocazione lavorativa. Hanno l'impegno di lavorare 20 ore a settimana qui da noi in azienda agricola. In cambio gli diamo appunto l'alloggio e gli diamo anche, viene dato questo contributo di circa 400 euro al mese. Chiaramente questo è un progetto di tirocinio. Le persone valide, come hanno dimostrato di essere in questo caso Mohammed e Matthew, nel nostro progetto c'è quello di inserirle. Quello che possiamo garantire, siamo riusciti a garantire insomma, con questo progetto, è una possibilità, dare una possibilità a questi ragazzi che fino ad allora, nonostante fossero inseriti in vari progetti, accoglienza eccetera eccetera, non avevano mai avuto. Molto felice se continuare il lavoro. Da questo progetto però sono rimaste fuori una decina di persone che bivaccano ancora dietro la casa sgomberata, persone che attendono di poter rientrare nello stesso progetto o in qualcosa di simile. Ne abbiamo incontrata una. Quando chiude la casa, io sono qua. Non c'era posto anche per te? Io non capisci. Lavoravi? No, 6 anni non lavoro qua, solo dormire e girare. Allora,